ben ritrovati. Siamo già in clima di festa e allora che facciamo? Approfittiamo e facciamo un dolce che diciamo ci rappresenta, nel senso che fa parte di quella schiera di dolci che venivano fatti in occasione di, insomma, di buon augurio, sempre per quanto riguardava i matrimoni, le cose, cioè oltre a quelli che sapete già, questo qua era un dolce fritto e quindi fatto in queste occasioni. Un dolce semplicissimo. Ci vogliono 3 uova, 175 ml di olio, 175 ml di vermouth, 175 g di zucchero, una bustina e farina quando se ne riceve. Quindi passiamo a vedere manualmente proprio il dolce. Ok. Questo è un dolce buonissimo. Noi lo chiamiamo, cioè a casa mia mamma l'ha sempre chiamato ginietti, però sui colorirli, ginietti che dir si voglia, hanno perché poi ginietti si confonde con un altro dolce che è molto diverso da questo qua. Allora mia mamma ha la sua maestria e lo raccoglie direttamente sulla spianatoia. Io preferisco i liquidi metterli prima nella ciotola e poi lavorarli dopo. Diciamo che all'origine al posto del vermouth si metteva anche il latte, però con il latte durano di meno, nel senso che si indurisce prima il dolce. Invece sostituendo il latte con il vermouth, a parte che gli dà un discorso un po' più aromatico, però durano di più, perché tendenzialmente questi sono dolci che tendono ad indurirsi. Allora, una volta uniti i liquidi, mettiamo piano piano la farina, prima a poco perché non dobbiamo far fare dei grumi, e quindi siccome già i liquidi ci sono tutti, quindi mettiamo questa farina a poco. Comunque, anche se si va a trovare una persona, se vuoi fare gli auguri un po' più diciamo speciali, dai, degli auguri speciali, a uno gli fai un vassoio di questi e la felicità si vede già dal viso quando l'assaggia. E sai, molte volte ci sono un sacco di amiche che me li chiedono ogni tanto e a me fa piacere farli, soprattutto d'estate quando vengono le persone da fuori, ce li chiedono ed è regalare un sorriso di questi tempi, credo che sia la cosa più bella che si possa fare. La cosa più bella è, e io mi rivolgo alle generazioni nuove, cercate di scrivervele queste ricette e di portarle sempre con voi, perché ci ricorda un pochettino i nostri tempi, la nostra infanzia, le nostre cose belle, e perché no, ogni tanto ricordarsi di un sorriso, di una cosa bella, fa sempre bene. Allora, abbiamo lavorato un po', adesso continuiamo a lavorare l'impasto sulla spianatoia, perché comincia a diventare un po' più pesante nella ciotola. Ecco qua. L'impasto deve essere morbido, però ovviamente ancora è troppo morbido, quindi dobbiamo raccogliere un pochettino. Vedete, ancora si appiccica, per cui ancora ci vuole della farina. Purtroppo queste preparazioni che sono così, farina quando basta, dovete avere l'abilità di riuscire a capire quando l'impasto è pronto, come morbidezza, e comunque se li fatevi poi diventerete bravissime, o forse lo siete già. Io mi rivolgo ovviamente sempre alle giovincelle, perché quelle dell'età mia, insomma, sono in grado di capire
l'impasto quanto è giusto, quando è pronto, però alle ragazze giovani possono sempre farle insieme, la prima volta farle insieme con una persona che già li sa fare, così l'aiuterà, e poi dopo da soli magari fare pure metà dose, in modo che si abitueranno. Se uno mai si mette, mai riesce a farle le cose. Quindi voglio dire, se volete vi lancio una sfida, potete venire pure qua, se qualche ragazza volenterosa, e così lo facciamo insieme. Facciamo un'ultima giratina. Ecco qua. Vedete? Che vi dico? Quando affondate il dito, l'impasto vedete com'è? Non attacca però, quindi a quel punto è pronto. E allora noi che facciamo? Lo mettiamo da un lato, ci facciamo la solita croce e iniziamo a fare i dolcini. Allora, copriamo il nostro impasto perché dobbiamo evitare che si asciughi troppo, e iniziamo a tagliarlo a pezzettini e fare i nostri dolcini. Ecco qua, mettiamo un po' di farina perché all'interno è sempre un po' morbida la pasta. Ecco qua. Facciamo dei cordoncini. La grandezza la scegliete voi, però se li facciamo piccolini sono ancora più belli. Una volta fatti i cordoncini, bisogna schiacciare col palmo della mano l'impasto. Vedete? A questo punto lo dobbiamo raccogliere così. In sostanza viene in questo modo. Non so se a favore di camera come viene. E poi lo giriamo in questo modo. Questo è bello grandicello, però possiamo anche farlo più piccolino. Sostanzialmente ci deve venire questa piegatura. Non so se la vedete bene. Mano a mano mi seguite così la vediamo meglio. Li possiamo fare anche più piccolini, Ecco qua. Per evitare che si appiccica quando schiacciamo, mettiamo leggermente un po' di farina. Sempre schiacciamo e lo giriamo. Vedete? Non so se lo faccio qua sopra, che forse lo vedete meglio. Vedete com'è? E allora lo schiacciate e lo girate così. La sovrapponete sull'altra e poi chiudete a mo' di biscottino. Adesso continuiamo fino all'esaurimento ingredienti. Se la pasta è un po' lunga, ne avete preso molta, potete lasciarlo anche singolo, nel senso, adesso vi faccio vedere. Allora schiacciamoci la pasta. Tanto tranquillo che è molto elastica e non gli succede niente. Facciamo sempre questo discorso qua di chiusura e poi facciamo il nostro dolcino. Vedete che resta questo pezzo? Allora, se lo chiudiamo viene troppo piccolo, allora noi lo lasciamo così. Va bene lo stesso. Ecco qua. E continuiamo fino a esaurimento ingredienti. Qua mi sa che 2 ci vengono, È anche un modo, per me la cucina a me rilassa, quindi è anche un metodo per rilassarsi, se tutte le cose vengono fatte con passione. E intanto chiediamo alla nostra nutrizionista cosa ci racconta di questo prodotto, che è sfizioso, però è un dolce e tra le altre cose è fritto, quindi vediamo un pochettino che cosa ci dice lei. Analizziamo come sempre singoli alimenti, ingredienti che compongono questo piatto sempre davvero eccellente. Complimenti Graziella. Lo zucchero, è detto saccarosio, appartiene alla categoria dei carboidrati. Per 100 grammi abbiamo 387 calorie. Esiste quello di canna che è meno raffinato, grezzo, integrale, e lo zucchero, quindi saccarosio, deriva dalla canna da zucchero o dalla barbabietola.
per processo anche poi di trasformazione e sia prodotto finito. Il lievito è molto importante e viene adoperato per dare sofficità a questi dolcetti davvero eccellenti. Pensate amici, per 16 grammi una bustina abbiamo 8,16 calorie. Poi abbiamo il vermouth, è una bevanda alcolica, un bicchiere contiene circa 139 calorie, ci sono tracce di proteine o grassi, contiene sodio, ferro, potassio, calcio, fosforo, fibre e vitamine. È un vino aromatizzato creato a Torino nel 1786, è riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale italiano. Dal sapore intenso in quanto contiene aromi. Viene usato per arricchire dolci, soprattutto per dare quella corposità e gusto deciso che servono per la compattezza appunto e il gusto organolettico. L'olio che viene adoperato extravergine d'oliva in effetti dovrebbe essere messo a crudo, però in questi casi ogni tanto ci vuole, serve appunto per friggere questi meravigliosi dolcetti. Mantiene il punto di fumo, quindi insieme all'olio di arachidi e lo strutto può essere ben adoperato, in quanto quando arriva a 100 grammi non inizia a schizzare e dare problemi. L'olio può essere suddiviso in 4 categorie, quindi extravergine, vergine, di sanza e lampante. Questo deriva dall'acidità del prodotto. Noi nutrizionisti o biologi cerchiamo di dare delle nozioni eccellenti, quindi sempre di adoperare appunto un olio extravergine che abbia 0,4 di acidità. Attenzione, perché per 100 grammi abbiamo 884 calorie. È un potente antiossidante e aiuta a combattere l'invecchiamento cellulare, aiuta a mantenere bassi i livelli del colesterolo perché è ricco di omega 3 e anche la salute dei trigliceridi. La farina è un carboidrato ricco di fibre, per 100 grammi abbiamo, pensate amici, 364 calorie. Di norma si usa la farina meno raffinata tipo 0, ma esistono altre tipologie di farine, quindi quella di tipo 00 più raffinata, quella di tipo 1, quella di tipo 2, contiene calcio, magnesio, fibre. Che dire, auguri che sia tutto questo di buon auspicio. Buon appetito! Abbiamo fatto la prova con un po' di pasta per vedere se l'olio è pronto. È pronto, anche perché non deve essere molto forte, se no questi dolcetti restano crudi dentro. Quindi noi cosa facciamo? Prendiamo il dolcino, lo allarghiamo così e lo mettiamo in padella. Ecco qua, fate attenzione perché l'olio può fare un po' di schiuma. Questo succede quando ci sono i fritti con le uova. Ecco qua, aspettiamo che si fanno un pochettino rossi e poi li giriamo. Presto. Oggi ci sta facendo arrabbiare questa padella. Ecco qua. Vedete come cioè quella chiusura che abbiamo fatto serve sostanzialmente per dare un movimento al dolcino, né più né meno, insomma, per non fare il classico biscottino rotondo liscio. Questo è giusto un movimento in più che si dà al dolce. Ecco qua, questo è già abbastanza dorato per cui lo giriamo.
non molto forte la fiamma, altrimenti si bruciano, cioè si dorano, si dà fuori, ma dentro l'impasto resta crudo. Questo ovviamente è un'attenzione che va fatto con tutte le fritture, con tutti i dolci che si fanno. Vi accorgerete che è pronto quando voi lo prendete. Se è leggero, vuol dire che è pronto. Se dovesse essere un po' più, cioè si sente la pesantezza del dolce, perché questo qua è molto soffice, per cui prendendolo con la pinza vi rendete conto che è leggero, allora è pronto. Quindi è anche un trucchetto per rendervi conto se è pronto o meno. Questi qua ormai ci siamo, dai. Eccolo qua, è leggerissimo, per cui vuol dire che a questo punto è pronto. E lo mettiamo a scolare nel nostro scolapasta. Questo, come si dice al mio paese, cinnurcate, perché è veramente buonissimo, semplice ma buonissimo. Ecco qua. Allora, adesso noi che facciamo? Mettiamo gli altri a friggere, ovviamente. Questo si era staccato da un pezzettino. E nel frattempo che friggono questi qua, gli altri, noi sistemiamo quelli con lo zucchero nel piatto da portata. Ecco qua. Non ne metto più perché non ci vedo che c'è la schiuma e preferisco metterne uno in meno, però che... Allora, prendiamo il nostro piatto da portata, lo zucchero che vi avevo detto prima, e ancora caldi facciamo il lavoro che vi ho detto. A me piace tanto, anche se io con i dolci non sempre, però non ci vado d'accordo. Nel senso che a me il dolce non preferisco il salato, non si vede, però è così. Ma questo lo mangio volentieri, non ci rinuncio, lo mangio volentieri. Questi erano i pezzettini, se vi ricordate, che li abbiamo lasciati singoli, senza chiuderli, che erano piccoli. Ecco qua, vediamo che sennò qua... Perfetto. Io adesso ho usato questa padella per farvi vedere un pochettino, però se l'avete più alta è ancora meglio. Vedete? Sempre i primi. E quando resta poco olio rischiate che il dolcino si brucia, perché tocca la padella, l'olio è poco e allora si brucia. Quindi queste sono cose che vanno fatte in una pentola più alta con abbondante olio, ma in genere la frittura, voglio dire così. Siamo, altri 2 secondi, questo lo giriamo, vedete? Questo purtroppo, se noi lo togliamo con una schiumarola, rischiamo di togliere dell'olio, e quindi, siccome è l'ultima padellata, allora io lo lascio, altrimenti avrei dovuto, se ce ne fossero stati altri, avrei dovuto togliere quest'olio, rimettere quello nuovo e poi friggere gli altri. Siccome questi erano gli ultimi, allora noi un po' non aveva senso cambiare l'olio, sarebbe stato uno spreco inutile solo per l'ultima padella, anche perché ce la facciamo giusto in tempo. Se avessimo fatto la doppia dose dovevamo cambiarlo per forza.
Ecco qua. Perfetto. Chiudiamo. Perfetto. E adesso passiamo a metterci lo zucchero come abbiamo fatto prima. Bruciano un po'. Velocemente, perché sennò si attacca troppo zucchero, perché sono caldi. Quindi velocemente, una passata, via. Ecco qua. Ragazzi, guarda che sembra niente, ma c'è un profumo. Eppure dentro come aromi abbiamo usato solo il vermouth, non ci sono altri aromi. Però vi assicuro che c'è un profumo meraviglioso. Devono inventare questa televisione che manda pure i profumi, perché è una cosa, spiegarlo è un po' difficile. Sì, è facile dire che profuma, poi se non si sente. Ecco qua. Oh, questo è rotto. Comunque è meglio che abbiamo visto che dentro sono cotti. Ce lo mangiamo, dai. Questo qua poi lo assaggiamo per vedere com'è venuto. Beh, sembravano pochini, però io ho fatto metà dose e come vedete c'è venuto un bellissimo vassoio. Però questi vi assicuro che finiscono subito, non ne restano, tranquilli, non vanno sprecati sicuramente. Ecco qua, abbiamo finito. L'ultimo. Beh, che dire ragazzi, sono meravigliosi, vero? Adesso li assaggiamo. Oh. Anche se brucia. Guarda, vi perdete, fateli perché dovete per forza, non sapete il gusto. Anche caldi, anche se è preferibile farli stare un pochettino, perché sennò troppo caldi ti dà la sensazione che la pasta internamente si incolla. Se si raffreddano un pochettino raggiungono il massimo del sapore e della bontà. Fateli.